Nella splendida location del parco fluviale di Isola del Liri, dinanzi la biblioteca comunale Modesto Galante, è stato presentato sabato 26 giugno il libro di Antonio Conte dal titolo Il fiume, le pietre e la storia perduta, con la prefazione a cura del compianto Enzio Bartolomucci. Presenti il sindaco della città delle Cascate Massimiliano Quadrini, l'assessore Massimo Dorazio, il vicepresidente della provincia Luigi Vacana, il presidente della comunità montana Gianluca Quadrini, la consigliera comunale di Sora Simona Castagna, il presidente della SOMS di Sora Igino Dorazio ed i rappresentanti della SOMS di Isola del Liri. Il volume Il fiume, le pietre e la storia perduta è un libro che racconta la storia del nostro territorio. Io lo vivo anche con emozione questo evento perché ho seguito i primi passi di questa redazione di questo grande libro con il compianto Enzio Bartolomucci e con Antonio Conte. Mi ricordo che venivano da me con i fogli scritti a mano, evidenziati. Nel libro si vede la passione e la voglia che c'è della scoperta della nostra storia. Ci sono delle chicche che spero di cui parleranno gli autori, la figlia di Enzio Bartolomucci, perché ci sono personaggi storici la cui storia da questo libro cambia rispetto ai cenni storici precedenti. E per me è un onore presentare questo libro, è un libro che dovrebbero conoscere anche le scuole, perché parla davvero della nostra scuola. Quando parla di storia perduta io direi di una storia invece riscoperta. Quindi è con onore che riceviamo la presentazione a Isola del Liri di questo libro e sono davvero orgoglioso. Un pubblico attento e numeroso ha ascoltato i relatori, Irene Bartolomucci ed Angelo Prospero, e l'autore del volume, Antonio Conte. Dell'Ager Delta Fibrenus, dalla preistoria fino al Rinascimento, e ricostruire attraverso i segni della natura, la legge naturale che muove il mondo, e da qui è nata una ricostruzione fedele, reale, con l'isola di Cicerone, con l'insula Filionum Petri, borgo allora di Isola Liri, l'abbazia di San Domenico, la storia di Ildebrando, il Papa Gregorio VII, che abbiamo ricostruito gli anni della vita giovanile, dimostrando che Ildebrando è nato qui, sulla rocca, al lato della Cascata Grande. Perché il riferimento a Cesare Baronio? Perché Cesare Baronio invece portava la nascita a Soana, frazione di Sorano, nella Maremma toscana. E allora io feci all'inizio di questa cosa una dispensa. Ildebrando è un sorano della Maremma o un sorano della Ciociaria? Beh, la risposta è stata che è un sorano della Ciociaria. Enzio Bartolomucci ha usato queste parole per descrivere il lavoro di Conte. L'aspetto sorprendente di questa storia ritrovata è nella continua e ostinata ricerca della verità, un libro che l'autore rivolge agli studiosi ed agli amanti del territorio. Ai studiosi locali, agli amministratori, al popolo.